C'è stato un po' di subbuglio quando è entrato in tribunale perché i congiunti delle persone ferite, diciamo così, o piuttosto che delle vittime, hanno avuto qualche parola di troppo, ma lui è stato bravo a non rispondere ad alcuna provocazione, come è giusto che fosse. È iniziata in un clima teso l'udienza preliminare per l'omicidio di Lorenzo Cristel, ventenne di Tre Baseleghe, accoltellato a morte il 4 maggio scorso, poco lontano dalla discoteca La Baita al Lago. Quando è entrato Badr Rouaji, il ventenne di origine marocchina, agli arresti domiciliari dal 27 marzo, accusato di concorso morale in omicidio e tentato omicidio, è stato raggiunto da insulti da parte dei parenti della vittima e dei suoi amici. Sei un assassino, gli hanno urlato. In aula, oltre al ventenne, anche il connazionale Taha Bennani, 22enne, in carcere con la stessa accusa. Presenti anche i ragazzi che devono rispondere di rissa aggravata. Oggi c'è stata la costituzione di parte civile di alcuni degli imputati nei confronti di altri imputati, e cioè coloro che sono stati vittime di tentato omicidio e 2 di lesioni. Sono state presentate 3 istanze di patteggiamento per, diciamo, il gruppo di ragazzi italiani a cui era imputato il reato di rissa, mentre i 2 imputati di omicidio e tentato omicidio e altri 2 appartenenti, diciamo così, al gruppo degli italiani non hanno formulato richieste di riti alternativi. Dunque, 3 dei 5 ragazzi accusati di rissa aggravata hanno chiesto di essere ammessi al patteggiamento con l'applicazione di una pena pari a 9 mesi di reclusione. Gli altri 2 invece hanno deciso di andare a giudizio. I legali dei familiari di Lorenzo Cristea hanno tentato di inasprire il capo di imputazione a carico di Bennani e Rouaji. È stato chiesto dai difensori di parte civile al pubblico ministero la modifica del capo di imputazione per contestare 2 aggravanti. Quali aggravanti? L'aggravante della premeditazione e l'aggravante dei futili motivi. Il pubblico ministero non ha ritenuto di modificare il capo imputazione. Adesso cosa succederà? Adesso ha concluso il pubblico ministero chiedendo il rinvio a giudizio per coloro che non hanno presentato istanze di patteggiamento. Per quanto riguarda le discussioni delle posizioni più gravi degli imputati per omicidio e tentato omicidio, ci sarà un rinvio per la discussione a martedì prossimo.